8% di visitatori in più rispetto all'edizione precedente, targata 2011, costituisce un dato straordinario, soprattutto se riferito ad una manifestazione come la Biennale di Venezia, la cui 55esima edizione si è chiusa con il citato incoraggiante risultato. Segno che le proposte e la strutturazione della storica Kermesse lagunare, grazie anche alla creatività del giovane direttore artistico Massimiliano Gioni, che ha voluto rompere l'isolamento dell'arte contemporanea, riportandola in una dimensione più ampia e pertinente di visione del mondo, sanno ancora offrire un'immagine fresca ed accattivante, capace di convogliare l'interesse di un pubblico riferito a più generazioni. Ed è un successo quello della 55esima edizione della Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, tanto più significativo perché è attribuito a dati quantitativi e qualitativi estremamente positivi. Uno dei momenti di picco dell'affluenza, l'ultima settimana di ottobre, con oltre 28.000 presenze. Tra i dati più significativi, i giovani e gli studenti, che hanno complessivamente rappresentato quasi il 32% dei visitatori affluiti alla rassegna veneziana.